Sicily abbiamo, come al solito, Mister Miosi ai nostri microfoni. Buonasera. Alfonso, è una gran vittoria in trasferta contro una grandissima squadra. 3-6 il risultato. Restivo uomo sempre importante sia in fase difensiva che offensiva. Comunque un bilancio prima della partita e poi una domanda su alcuni singoli. Sì, sono contento perché abbiamo fatto 3 punti pesanti in un campo difficile. Nonostante a loro mancava qualcuno, hanno fatto un'ottima gara. Il San Vito, come sempre, soprattutto in casa, è un'ottima squadra. Sono contento che abbiamo fatto questa vittoria perché diamo continuità di risultato e soprattutto perché continuiamo con il nostro percorso, il nostro obiettivo, che è quello di provare a fare i playoff a fine campionato. Ok, allora un'altra domanda ancora sui singoli. Abbiamo parlato di Vincenzo Restivo che tra poco avremo ai nostri microfoni, ma in particolare ancora Tuzzolino. Ormai l'obiettivo è sempre lì in alto, seguire Calvaruso del 3M. Insomma, raccontaci la sua partita e poi parlami anche della prestazione difensiva di Restivo che tra poco avremo i microfoni. Sì, io intanto non vorrei parlare solo del singolo ma del gruppo. Io ho un ottimo gruppo e ringrazio tutti i ragazzi perché chi gioca un minuto o gioca 20 minuti dà sempre il massimo. Poi è normale che noi abbiamo il Tuzzolino, il Restivo, ma potrei dirli tutti perché sono contento di tutti. Giovanni viene da un periodo che è stato un po' affaticato, nell'ultima partita con l'Agragas l'ho un po' risparmiato, oggi è sceso in campo nonostante non stava bene, ha dato il massimo, ha fatto gol e sono contento. Lo stesso per Restivo, in Travaia, ripeto tutti, soprattutto gli ultimi 2 innesti ci hanno dato quell'energia in più che ci serviva, hanno fatto subito gruppo, si sono ambientati bene e sono felicissimo di averli con noi. Sport Sicily abbiamo ancora ai nostri microfoni Vincenzo Restivo. Vincenzo. Buonasera. Ciao, allora, nuovo acquisto importante, raccontaci un po' quello che è l'impatto con la nuova squadra e l'impatto della tua partita oggi. Ma l'impatto con la nuova squadra è stato subito positivo perché ho dei compagni che sono eccezionali, mi hanno accolto subito con grande amore e io spero di ricambiare questa loro fiducia in campo con una prestazione come quella di oggi per centrare il nostro obiettivo che rimane quello di fare i playoff. Quindi la mia prestazione di oggi penso che ho fatto una bella partita, poi sta al mister deciderlo, però penso di aver dato il mio contributo. 3 partite che faccio con questa nuova squadra, onestamente sembra che ci gioco già da un anno insieme, i miei compagni mi hanno aiutato subito tutti tantissimo. Peccato per qualche azione da gol, perché a occhio e croce ne ho contati almeno 6-7, Sì. la palla oggi non è voluta entrare, però l'importante era vincere per mantenere il passo verso i playoff.